Allora, qui all'Hot Corner di Bari, oggi ospite d'onore Claudia Gerini con Tapis Roulant. Che emozione è? È un'emozione un po' fortina, però venire a Bari col primo film da regista, così, ti sei giocata subito le carte, quelle grosse? No, fortissima, io ero veramente molto molto emozionata ed ero fortunata, mi sentivo fortunata perché il Petruzzelli, questo pubblico così tanto affettuoso, Sì. poi è un pubblico, diciamo, è piaciuto tantissimo. Poi. Infatti ho detto, ma un altro pubblico lo accoglierà così, non è che questo pubblico adesso stai facendo la cosa di... sui pubblici, però insomma il pubblico no, scherzo, io sono molto grata a tutte le persone che ieri erano in sala, perché ho visto, l'emozione era enorme, anche perché è come un figlio. Era la prima volta poi che lo vedeva qualcuno al di fuori della produzione, ieri. Sì, esattamente, era la prima volta che qualcuno vedeva qualcuno. Quindi fuori dalla rete di protezione, insomma, diciamo che lì. Di protezione, e poi finalmente l'ho visto grande in questo schermo, finalmente insomma, l'ho visto bene il film e quindi ero emozionatissima e non ti nascondo che insomma mi sono anche così, sono scese proprio alla fine delle lacrime che non... Certo. Che non come il maratoneta che dopo tutta arriva al traguardo e si schianta per terra e piange, un po' così. Sì, esatto, perché poi gli ultimi metri sono stati quelli più difficili, devo poi dire. Comunque mettici in mezzo anche la pandemia e tutto quello che è successo ai cinema. Senti Claudia, perché adesso hai deciso di fare questo passo? Allora, è successo proprio come perché in un modo, non lo so, necessario, cioè si è creata l'occasione giusta, si è creata il momento giusto, ma io non ho mai premeditato. Ce l'avevi sempre dentro? No, non sei come quelli che dicono io un giorno farò poi la regia. No, infatti mi diverte che a ogni volta che mi hanno chiesto i tuoi colleghi nelle varie interviste, ma un giorno passerai alla regia, io dico sempre no, assolutamente no, non mi interessa, anche perché poi è vero, a me piace molto interpretare, mi piace fare l'attrice, però questo è stato un particolarissimo cioè è stata una coincidenza di eventi? È stata una coincidenza di eventi, cioè io ho letto questo soggetto, erano 18 pagine, l'ho amato molto, ho detto sì, mi piacerebbe essere la protagonista, benissimo. Poi mi sono affezionata e ho detto ma sarebbe anche bello mettere una quota produttiva, così il film è per sempre mio. Quindi sei avvicinata piano piano? Piano piano, e poi quando abbiamo fatto le varie riunioni di decidere un regista, alla fine il produttore mi ha detto ma se dovessi debuttare te? E io ho detto no, ma sei pazzo, ma assolutamente no, ma è un film difficilissimo che inizio con un triplo salto mortale. No, perché ovviamente... Però poi ho pensato che siccome la protagonista in effetti ero io e avevo molto ben presente quel tipo di, no, di avventura psichica e psicologica e quindi ho detto ma io mi autodirigo perché io so come devo essere in questo, come deve essere questa Emma, quindi sono partita là, ho sentito di poter governare questo film proprio perché è un film proprio per i suoi punti di difficoltà, incredibilmente sono coincisi anche con il fatto di avere un monolocation. Ho pensato, cioè di avere sempre la stessa, un film tutto in una casa, tutto su una macchina, quasi come una trappola questa macchina, questa gabbia ma allo stesso tempo un'astronave che ti porta in mondi, e quindi ho detto ma io penso di poterlo recitare e di autodirigermi. E poi non ti sei mai pentita durante la lavorazione? No. Poi tipo la sera andavi a dormire ma chi me l'ha fatto fare? No. Questo è bello però, vedi, molte volte, dopo quando ho iniziato a montarlo, devo dire che tutte le fasi della post-produzione, il montaggio e il mix, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto il mix, perché io adoro i suoni, ho lavorato insieme insomma al sound designer, quindi... mi è piaciuto da morire quello, poi tutto il doppiaggio, ho ritoccato piccole cose perché poi è quasi tutta presa diretta, però ogni tanto ho detto ma perché è un anno e mezzo che sto su questa cosa, un elefante, cioè 18 finisci le tue pose, te ne vai a casa. Esatto, ho detto ma scusa, ma io quando faccio l'attrice che ho fatto tanti film, saluti tutti, brava, e ciao. Esatto, poi ci vediamo. Qui sono 18 mesi che sto incagliata in questo Tapis Roulant, un elefante. Adesso no? la parte più bella inizia adesso, poi uscirà a maggio, giusto il film? La data è già... adesso avremo delle anteprime. A maggio, sì. Senti Claudio, per chiudere volevo fare una riflessione con te. Allora, Cannes l'anno scorso l'ha vinto una regista donna, Venezia regista donna, gli ultimi 2 Oscar regista Jane Campion e Chloe Zhao, Berlino ha vinto una donna.
È arrivato il momento in cui finalmente... Ma hanno vinto delle opere, fin tanto che noi continueremo a specificare donna, uomo-donna. uomo-donna. Comunque Come direbbe hanno vinto Verdone, un uomo, una donna, una donna, un uomo, un una uomo. donna, cioè ha vinto un regista perché è una regista, ma che appunto siccome stiamo piano piano poi, no, tutti questi i ruoli, diciamo, che sono stati sempre di Però le monopolio opportunità, maschile. diciamo, sono molto di più adesso. Però le opportunità sono molto di più, vuol dire che è sempre di più anche in Spagna. Sono tante Sì. registe donne e in Italia dobbiamo ancora crescere e montatrici, direttori della fotografia, vabbè, montatrici ce ne sono tantissime, Sì, bravissime anche donne, anche la mia montatrice Luna Gualano è donna e insomma le donne comunque nel cinema sono proprio una colonna portante da sempre, da tanto, ma in questo momento evidentemente propongono cose più intelligenti, più interessanti, hanno più cose da dire evidentemente, perché se hanno vinto in questi contesti qui io non credo che sia solo per la quota rosa per far vincere, perché non credo poi che l'Academy né ma soprattutto a Cannes Cannes proprio non penso proprio no. quindi vuol dire che sono meritevoli e che probabilmente stanno proponendo cose più belle. Più belle, più fresche. Poi non dimentichiamo che la prima regista candidata all'Oscar è sempre nostra, che era Lina Wertmuller. Che era insomma, Lina. E quindi a lei torniamo. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Grazie, Un bacio cara. a tutti gli Hot Corner. Grazie. Ciao.